applauso, mi pare di aver capito, insomma, questa iniziativa che promuove le nostre eccellenze. Sì, perché è la sintesi perfetta di che cosa significa fare economia oggi nel Veneto, cioè coniugare tradizione e saper fare con l'innovazione. Questa è una start-up che vuole portare l'eccellenza veneta nel mondo. Lo fa attraverso un itinerario anche artistico, quindi non serve che vi dica io che la Regione Veneto è la prima in Italia, la seconda in Europa per il turismo. La voce cibo e turismo è una voce importantissima del nostro PIL e queste aziende, queste iniziative che nascono in Veneto sono iniziative di qualità che fanno bene alla nostra economia. Un marchio vincente già di per sé, My Venice. Non siamo qui a scoprirlo noi oggi, è del tutto evidente, questa è una città magica, capitale di una regione altrettanto magica, con delle declinazioni sia nel turismo che nell'arte che nel cibo, insomma, uniche al mondo. Questo è un progetto, è una start-up perché siamo appena partiti, proprio oggi abbiamo l'ufficialità qui a Venezia. È un progetto che vuole, ha un fine, un obiettivo che è quello di valorizzare, quindi ripeto, valorizzare il Veneto in ottica non solo italiana, ma in ottica europea e anche mondiale. Quindi è un progetto che parte, come dire, da Venezia, da qui, ma che insomma ha ambizioni molto più grandi. Certo, ovviamente Venezia è una città storica e preziosa, però come detto prima, questo progetto vuole continuare a conseguire e salvaguardare tutto quello che è il territorio veneto. Ecco, qui abbiamo un esempio di quelli che sono i prodotti diciamo coinvolti, interessati da questo progetto. Ce ne può dire alcuni? Certo, diciamo che per veicolare un progetto di questo tipo, quindi per portare il turismo veneto in giro per l'Europa e per il mondo, ci vogliono dei mezzi fisici. E in questo progetto, quindi, come dice il nome Art, Food and Wine, l'arte e il cibo sono quei mezzi fisici per arrivare a casa dei turisti che vengono ovviamente a visitare Venezia, il territorio veneto, ma anche a quelle persone all'estero che magari amano appunto il nostro paesaggio, ma magari non sono ancora arrivati, diciamo. La commercializzazione ovviamente è di nicchia, da marzo sarà proposta via online, e invece nel quotidiano si troverà nella ristorazione nazionale ed estera, e poi abbiamo già dei scambi commerciali aperti con delle ambasciate, degli enti di promozione turistica all'estero, fino poi ad arrivare in paesi comunque sicuramente importanti come bacino di persone, che sono la Russia e anche tutto il continente asiatico. È un progetto che potrebbe ampliarsi in qualche modo? Senz'altro si può ampliare nel momento in cui troviamo una convergenza anche con un contesto pubblico che diventa più sensibile, e diventa più sensibile tanto più quanto più soggetti ci sono dentro. L'interlocuzione abbiamo sentito anche stamattina, c'è e la disponibilità c'è. Anche il territorio, se si muove e diventa forte nella capacità di condividere il progetto, è capace di interloquire con più autorevolezza, e questo ci fa più forti e chiaramente anche più capaci di raggiungere l'obiettivo. È già stato presentato il progetto in Russia e ci sono già 2 finanziarie interessate ad aprire un locale, perché l'idea originariamente era quella di creare, come in questa ambientazione, un contesto che richiamasse Venezia, perché diventa il tramite per la promozione del prodotto, dal pavimento alla veneziana, al lampadario di Murano, ai mobili d'arte che toccano tutte le province del Veneto, al marmo del nostro territorio, al prodotto che si trova sopra le tavole. Ecco, noi siamo capaci, nella nostra molteplicità e poliedricità di produzione, di ricreare tutto un ambiente con produzioni tutte made in Veneto e di altissima qualità. Dobbiamo orientare questa promozione a un mercato alto, ed è quella competitività che riusciamo a sostenere, perché dietro questa qualità c'è una tradizione millenaria che moltissime altre realtà non hanno, e difatti non hanno il livello della nostra qualità.